È nato nel 2017 all'atere della prima manifestazione della festa d'estate che la 4 d'ottobre organizza l'ultima settimana di luglio e la prima di agosto a Santa Maria di Feletto. Mediamente abbiamo 40-50 equipaggi, anche oggi siamo con questi numeri di auto storiche e sportive che dopo aver completato un giro sulle colline del UNESCO del Prosecco di OCG finiscono il loro percorso a Santa Maria di Feletto, dove gli aspetta lo spiedo d'alta marca per il dovuto ristoro. Come funzionano le iscrizioni? Quali sono i modelli più frequenti di auto che partecipano? Diciamo, noi storicamente abbiamo appunto un parterre misto di auto sportive e storiche, tanti marchi italiani, molte 500, auto d'epoca del motoring italiano, le 112, il Ritmo, e qua dietro di me ne vedete una carrellata, vedete qualche 500, vedete qualche Lancia e anche qualche auto sportiva tipo le Porsche o le altre auto che abbiamo qua in esposizione oggi. Che giro farete? Se ci può spiegare meglio. Allora, noi andremo verso una prima fase del percorso, saliremo verso Collalto per poi scendere a Falzè di Piave, percorrere la piana del quartiere del Piave verso Colbertaldo Vidor, lì arrampicarci sulle colline di Valdobbiadene e Santo Stefano per fare una prima tappa a Farra di Soligo presso una cantina che ci ospiterà e poi terminare tornando a Santa Maria di Feletto nella piazza del paese, dove presso l'oratorio è allestito lo stand per lo spiedo. Gli automobilisti o comunque i conducenti delle vetture sono gente del posto o anche da fuori? Sono quasi tutti locali, abbiamo qualche appassionato che arriva dalla bassa trevigiana che ci conosce e a cui piacciono particolarmente le nostre colline.